L'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari ha presentato l'edizione 2023 di Natale con un sorriso, un progetto regionale che porta eventi nelle piazze, nei teatri e negli auditorium delle comunità venete durante le festività natalizie. Si tratta di un programma coordinato da Arte Ven, circuito multidisciplinare regionale, che offre oltre 80 appuntamenti in oltre 50 città del Veneto, abbracciando diversi spettacoli, dal teatro natalizio alla danza, dal circo contemporaneo ai concerti di musica d'orchestra e cori gospel, fino agli spettacoli per i più piccoli e le famiglie, molti dei quali ad accesso gratuito. Corazzari sottolinea il potere aggregativo dello spettacolo dal vivo, capace di trasmettere serenità e coesione nella collettività, anche nei momenti più complessi, rafforzando il senso di solidarietà. La Regione del Veneto si impegna fortemente in questo progetto, poiché crede nel suo valore nell'incoraggiare la coesione sociale attraverso l'arte e lo spettacolo dal vivo. In questo contesto, ieri all'Auditorium San Nicolò di Chioggia si è rappresentato lo Schiaccianoci, una versione adatta ai bambini a partire dai 4 anni di età. Numeroso il pubblico che è stato coinvolto dagli attori sul palco, che con i bambini ha intrapreso anche simpatici botta e risposta. Per i bambini partecipare a spettacoli dal vivo significa arricchirsi di un'esperienza che ricorderanno in modo positivo per molto tempo. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi.